Perché Il non Green c'è Pass stata, è un mi scusi sistema. se chiudo questo concetto, poi le ridò la parola, perché proprio per No, no, rimanere sul certo. campo della comunicazione, non c'è mai stata una comunicazione univoca a livello mondiale, si fanno le più grosse trasmissioni in Mondovisione, avrebbero dovuto fare una conferenza in Mondovisione subito per dire il vaccino è fatto così, funziona così, non contiene grafene, grafite, quello che dicono loro, non contiene mercurio, non contiene alluminio, non fa male e ci sono però degli effetti collaterali che su 10 miliardi di persone vaccinate possono causare una percentuale di non efficacia e purtroppo anche di situazioni con esito purtroppo anche non buono, con la morte. Dunque questo andava detto all'inizio, invece si sono infilati in mezzo tutti e c'è stata una grande confusione. Di questo però non attribuisco una colpa soltanto al nostro paese, perché è accaduto a livello planetario. Forse il nostro paese però è tra quelli che più ha alimentato il focolaio sui social in particolare. Da noi c'è stata forse un'attività un poco più frizzante da questo punto di vista, perché non mi risulta che da altre parti, pur con delle manifestazioni, delle proteste, un'attività di dibattito anche accesa, ci sia stato un livello così alto di scontro come c'è in Italia. Chiedo scusa per averla interrotta. No, non posso che essere d'accordo con lei, anzi, io penso che davvero avremmo dovuto dare dei messaggi chiari dal punto di vista internazionale ai cittadini, rassicuranti e capaci di infondere loro fiducia. Questo significa a volte però, permettetemi un'estremizzazione, anche una cessazione di potere nazionale che spesso non viene accettata. Non siamo così disponibili, diciamocelo, a far parlare l'Europa per tutti noi, come non siamo disponibili a far parlare l'OMS per tutti noi. Io penso che invece che in momenti come questi, come quelli pandemici, in cui l'emergenza è planetaria, ci dovesse essere un controllo centralizzato che desse dei messaggi chiari. Ovviamente il Green Pass sicuramente va migliorato. Io su questo posso essere un po' meno d'accordo con lei. Io ho visto delle polemiche e delle manifestazioni in Francia che non hanno ad esempio niente a che vedere neanche lontanamente con quelle che ci sono state in Italia. Sicuramente ci sono stati dei momenti di polemica molto forti in altri paesi, addirittura molto più forti di quelli che abbiamo visto in Italia. Certo è che nell'ultima settimana sul tema del Green Pass è stata fatta un po' di confusione. Io penso che ci si debba mettere dal punto di vista di chi ascolta le polemiche, non le polemiche, le critiche dei cittadini e vi risponde con serietà dicendo va bene, prendiamo atto di aver fatto un passaggio vuoto su alcuni metodi comunicativi, ma anche sulla capacità di partire subito operativi con il Green Pass e ci sia la volontà da parte di tutti di trovare le soluzioni migliori. Mi sembra che si stiano trovando ora per ora, velocemente e per dare sicurezza anche a albergatori, esercenti e alle forze dell'ordine. Io credo però, e ritorno a quanto diceva l'onorevole Marin, Green Pass e vaccino vanno di pari passo. Sono due cose che secondo me stanno fortemente collegate. Il Green Pass ci permette in qualche maniera di riprendere a vivere, ci permette di riprendere a vivere garantendo la nostra salute e quella degli altri. Io anche qui non sono uno che drammatizza gli impegni che vengono chiesti ai ristoratori, sono importanti, ma penso che insomma, i ristoratori già chiedono la carta d'identità e dovrebbero chiedere la carta d'identità per capire se uno ha 18 anni quando chiede un alcolico o quando magari al tabacchino chiede un pacchetto di sigarette. Da questo punto di vista io penso che, come è stato chiarito oggi, gli si chieda di valutare caso per caso se ci sono dei casi palesemente falsi e ovviamente con le forze dell'ordine dovremo fare dei controlli ed è bene dirlo, A le forze campione. dell'ordine saranno impegnate in questo, dei controlli a campione per punire chi ovviamente fa il furbetto del Green Pass. Ma anche qui, e poi veramente chiudo, per dare un messaggio, non voglio dire ottimista, ma almeno rassicurante, la stragrande maggioranza dei cittadini della nostra regione e di questo paese, dell'Italia intera, non ha un dubbio alcuno. Usa il Green Pass e si è vaccinata.
Quindi almeno diciamo che stiamo dalla parte di quelle persone lì che non si fanno nessun problema, non gli passa neanche per l'anticamera del cervello di falsificarsi il Green Pass. Prego, Marino. Ecco, io penso che la stragrande maggioranza dei cittadini abbia capito il messaggio. Adesso si tratta di farlo capire anche a quella minoranza sempre più ristretta che ancora non l'ha capito.